Non ci sono incidenti sul lavoro che avvengono per fatalità, non ci sono morti sul lavoro per fatalità, ci sono molti morti per negligenza, per incuria, per manutenzioni non fatte, per controlli non fatti, per sanzioni non date, perché per organici che non ci sono negli enti di controllo. Sono mediamente 1400 i morti sul lavoro ogni anno in Italia, una strage che sembra non conoscere fine. È questo il numero che campeggia sugli striscioni sventolati fuori dal Tribunale di Treviso nel sit-in dedicato a Mattia Battistetti. Sindacati, forze politiche e società civile in tanti hanno sostenuto i familiari nel giorno dell'udienza preliminare, sottolineando come quella di Mattia non sia una storia a sé. Siamo qui oggi a sostenere la famiglia, a dare solidarietà e a dimostrare che siamo stanchi. Non è più accettabile che in questo paese, che è uno tra gli 8 più industrializzati al mondo, ci siano ogni giorno in media 3 morti sul lavoro. Numeri inaccettabili e la marca trevigiana non si salva. Poco prima di Natale la morte di un 43enne in una cantina di Cessalto, 10 giorni fa il 31enne sommerso dalla ghiaia alla cava Mosole. Le inchieste sono aperte, ma per la CGIL resta un tema di fondo. È una battaglia storica appunto della CGIL sullo Spisal, perché insomma chiaramente negli anni c'è stata una carenza cronica del personale dedicato a questi servizi, anche se in parte insomma si sta cercando di integrare, però quello che manca ancora in special modo è una formazione specifica. A tutti il grazie del Papa di Mattia per quella che dice deve rimanere una battaglia comune. Non ci aspettavamo così tanta gente, anche se lo speravo, però non mi aspettavo, perché è un giorno feriale che la gente mai va al lavoro o va. Invece ho visto che tanta gente si è presa permessi, si è presa giorni di ferie e ha fatto anche molta strada per venire qui, per essere vicino a noi, per far vedere a noi insomma, che loro ci sono, e quindi per noi avere anche un po' le spalle coperte, diciamo. Non è da poco questa presenza.